Allora, accanto a me ho l'autrice di questo libro, Rose, giallo amblato, che si chiama Monica Pizzi. Il libro segue non solo nel titolo ma anche nella trama la sua precedente pubblicazione che si intitolava, guarda caso, Rose ma rosso scarlatto, quindi tutto un discorso di cromatismo. È un romanzo che si legge con piacere e con crescente curiosità, ogni pagina viene voglia di andare avanti, come di solito succede con i libri scritti bene. Ci sono peraltro tutti i generi letterari, è un libro romantico, c'è il giallo, c'è l'onirico che va tantissimo, una sorta di fantasy che va tantissimo e che quindi suscitano emozioni e la curiosità di cui parlavo prima. E sono anche molto spesso contrastanti tra loro perché sono coinvolgenti, però sono appunto, come dicevo prima, anche emozionanti e sviluppano una vicenda che tiene quasi con il fiato sospeso. E è una storia d'amore, però anche una storia di formazione, di crescita, sotto il profilo dei rapporti con gli altri e con se stessi. È Francesco che è il primo amore di Viola e che però non è più su questa terra, e anche se continua a vivere, e forse in maniera anche più intensa, proprio nei pensieri della protagonista. Allora, volevo chiedere all'autrice perché le rose sono il fil rouge, proprio il legame di tutti i suoi scritti, e perché questo cromatismo che si sposa con la passione per la pittura di Viola, perché Viola ama dipingere, e il nome che richiama un fiore, quindi c'è cromatismo, c'è il dipingere, c'è lo scrivere e il dipingere. Perché hai voluto scegliere questo nome così? Allora, anzitutto perché le rose sono sicuramente il simbolo dell'amore per eccellenza. Ovviamente assumono un significato diverso in base al colore, la rosa rossa è per eccellenza Quella che si regala. quella che si regala quando si è innamorati. Certo. In questo il giallo perché comunque diciamo, spunta proprio fuori molto il discorso diciamo proprio del libro giallo, perché sono tante cose che escono fuori da questa Non noir, non thriller, però proprio sì, giallo. con suspense, Brava, insomma. Chiaramente questo cromatismo poi l'ho voluto proprio ricercare in quello che la protagonista dipinge, e quindi questi colori caldi che passano dal rosso, l'arancione al giallo. Diciamo che le rose mi appartengono molto come fiore, al di là del fatto che sono nata nel mese di maggio. Ecco, quindi già diciamo una coincidenza famosa. E al che mi piaceva proprio l'idea comunque di collegare queste due cose, quindi i colori e il fiore che per me insomma rappresentano, è molto importante comunque questa rosa, ne ho anche una tatuata. Quindi, insomma, Ecco. gialla. Gialla, non viene il colore, quindi. Gialla. Quindi quella del primo libro, del libro precedente a questo sì. certo. E il nome Viola in realtà è stato un po' un caso, che poi ho fatto in modo che invece non diventasse più una casualità, che poi si scoprirà però più avanti. Certo, E anche la mamma si chiama con il nome di un fiore, quindi volevo dare questo suspense, di momenti, no? Sì, che poi momenti. colpiscono l'attenzione. A questo proposito volevo leggere un piccolo passaggio, se ci riesco di nuovo, che proprio riguarda questa cosa dei colori. Certo, Allora, i colori del tramonto che stavo ammirando erano meravigliosi, assolutamente unici. Dal rosso acceso si passava all'arancio e al giallo ambra. Il sole, oramai calato all'orizzonte, aveva la forma stilizzata di una rosa di color giallo. La vigna che si allargava sotto la mia vista era di un verde intenso. Seduti accanto ad un traliccio c'erano due figure, due uomini molto belli che riposavano sorridenti dopo le fatiche della giornata lavorativa. Uno somigliava incredibilmente a Luca, mentre l'altro, che irradiava una luce meravigliosa, somigliava a Francesco. Era un quadro perfetto che mi regalava pace e serenità. Sembra un quadro degli impressionisti, non so se sei andata a vedere, proprio un quadro degli impressionisti, no? Con questi colori, tutto il verde che è uno che è molto usato dagli impressionisti. Sì, diciamo che il colore riprende proprio quello che poi è la trama del